appuntamento con la cucina di Furlan. Buongiorno Furlan. Eccoci qua, buongiorno. Sì, bene Senti, trovati, ben trovati. allora, oggi cosa ci fai vedere? Sciroppo. Sciroppo? Sì, adesso la fioritura come l'altra volta con le marmellate, ma anche gli sciroppi fanno la loro bella parte, no? Immagino, infatti vedo già delle belle bottiglie, dei bei fiori. Sì, si può fare con tutti i fiori commestibili. Ok, dai, illustraci un po' quello che andremo a fare e comunque anche cosa c'è nelle bottiglie. Sì, chiaramente. Naturalmente abbiamo il sciroppo di... Questo qua è sciroppo di salvia. Wow. Anche il colore, oltre che il gusto, no? Il colore proprio bellissimo, delicato. bello, veramente. Un po' di meno in bocca, diciamo, il fiordaliso, un po' di meno, però un colore aranciato, no? Ecco, perché lui è blu, no? In realtà, no? Ma il problema poi diventa, naturalmente c'è il limone, no? L'acido citrico che gioca un po', no? Gioca un po' a favore su sui colori, no? Però, non possiamo non parlare del sambuco, che proprio... Questo è il siroppo di sambuco? Sì, diciamo che il classico, adesso si va nelle osterie e chiedono il classico Ugo, no? Ugo. Sì, è vero. Sì, sarebbe... Quello col prosecco, mi sembra. Sì, buonissimo. Okay. Sono belle anche decorative queste bottiglie qua, personalmente, a mio avviso, sì? nessuno supera il Tarassaco. Ok. I petali di Tarassaco proprio sono il massimo. Adesso siamo leggermente avanti in pianura, ma basta alzarsi un pochino, no? Chi va leggermente in montagna trova di tutto e di più. Ok, per trovare il Tarassaco. E poi devo dire che, visto che sono anni che faccio, la roba di montagna alta ha un gusto un po' più aggressivo, cioè rispetto alla pianura. Più profondo, un gusto più profondo, no? La prassi è sempre quella, cioè non dobbiamo fare cose strane, la prassi è unica. Ok, oggi quindi faremo lo sciroppo con la caccia, con i petali di acacia. Con la caccia, e comunque si può fare con molti fiori, perché vedo qua che abbiamo la caccia. Sì, abbiamo il sambuco naturalmente, no? La salvia. La salvia, sì. Ok. Adesso il Tarassaco qua in pianura non c'è, ma come dicevo basta alzarci un pochino e troviamo tutto. Okay. Ecco, naturalmente l'acqua bollente, quello è importante che l'acqua sia bollente. Naturalmente andiamo a mettere lo zucchero. Si porta a... Quanto dura uno sciroppo così? Non ho problemi, allora diciamo che ci sono diverse tipologie, no? Sì. Io ogni tanto... Adesso con questo Facebook, no? Con questa modernità, con questi social network. Sì, adesso, se devo essere sincero, penso che la buona parte sono purtroppo cose non corrette, fatte così, tanto per farsi vedere, no? E ogni tanto risponde a qualcuno maluccio, nel senso, come dire, fa schifo, no? A mio avviso, no? Un prodotto, perché uno già hanno scritto, sai, io senza acido citrico, come che l'acido citrico fosse una cosa pericolosissima. L'acido citrico e il limone, insomma, semplicemente limone. Ecco, no? Sì. E allora quando me lo fanno con l'aceto diventa una roba proprio lì. Con l'aceto non lo so. Ma lo fanno, no? Che così. E allora io, a forza di prove, anche quando lavoravo, ho trovato questa soluzione che lo faccio cotto, cioè una volta si faceva bollire l'acqua, si metteva dentro tutto quello che era da mettere, si spegneva, si lasciava, l'indomani si filtrava. Ok, si lasciava in infusione perché poi però non era cotto, no? Perché quello che tu aggiungevi non era sterile. Sì. Dunque avevi altissimo il rischio, spesso e volentieri, che tutto fermentava, cioè durava un mesetto, come il caldo era un po' eccessivo, fermentazione, dunque buttare via tutto. E allora tu sarà, no? Diventava un problema, insomma. Sì. Ecco, e difatti mi è passato per la testa questa idea, lo faccio completamente cotto, dura tranquillamente, quanto vuoi, lo si tiene comunque in un posto fresco, no? In cantina, e dopo filtrato. Ma non ho problematiche, dura sempre e a mio avviso, a mio modesto parere, ho la sensazione che sia più gustoso, che questa cottura non lo rovina, anzi mi dà qualcosa di più. Dunque dicevamo l'acido citrico noi l'abbiamo già preparato, no? Allora stiamo facendo lo sciroppo con i fiori di acacia. Abbiamo già messo l'acqua bollente, lo zucchero. Adesso andiamo a mettere l'acido citrico è messo, l'acido citrico, la buccia del limone. Dove si trova l'acido citrico? È in farmacia, diciamo. In farmacia, diciamo in farmacia, sì. Ecco la buccia di limone. La buccia del limone. Naturalmente i petali. I petali in questo acacia, caso di acacia, ma si possono usare questi petali. Come e anche fare un mix, mi dicevi, Sì, si può fare anche un mix. Qua è tutto personale, no? Poi naturalmente il succo di limoni, anche se va dentro i semi non abbiamo problemi, dunque premiamo il succo.
è importante non mettere la parte bianca, no? Perché è quella che dà l'amaro. Quindi è molto semplice fare questo. Sì, perché la parte bianca... Sì, che poi noi ripetiamo, noi stiamo facendo qua giusto una prova, ma a casa si possono fare veramente litri e litri. Certamente. Anche perché stiamo facendo dei sciroppi con dei fiori che diciamo che sono gratuiti. Si può andare a raccogliere i fiori di acacia? Sì. Ecco, diciamo... non c'è un regolamento che dice vieta, No, insomma... in Friuli Venezia Giulia abbiamo una legge regionale che proibisce la raccolta di certi fiori, no? Ma dei fiori dove si fanno siropi non c'è sentore, ecco, cioè, no? Più che altro i fiori protetti, i fiori che stanno scomparendo, no? Ecco, adesso noi andiamo a bollire questo qua per circa 8-10 minuti, no? Ok. E siamo a posto, si spegne, si lascia 48 ore fermo, poi si filtra. Sì, col colino, con una calza, no? E si mette via. Lui si addensa da solo perché con la parte zuccherina si addensa, no? Perché noi non lo vediamo denso adesso, ma quando si raffredda lui diventa un pochettino più denso. No? E diventano queste. Ed ecco, sì. E siamo a posto. Quindi una ricetta semplice, veloce da fare, che tutti possono fare senza alcun problema. Ecco, noi non stiamo a aspettare i 10 minuti. Chiaramente, per ma è stato di tempistica, no? Però la prassi è questa, dunque semplicità. Quindi acqua, zucchero, i petali, l'acido citrico, buccia del limone e succo del limone e i fiori più gradite, nel senso commestibili comunque. O dopo uno può anche, cioè se uno vuole, può farlo con l'anice stellata, non è detto che deve l'anice stellato. Dove si trova l'anice stellato? Diciamo l'anice in montagna, troviamo qua da noi dell'anice montana molto buona. Non sono mai riuscito a... È una pianta meravigliosa, l'ho vista l'altro giorno, piccolina, e rompi un pezzettino al naso e senti un ottimo profumo di anice. Proprio l'anice montana, no? Bella grande, è più grande di te. Addirittura, sono piccolini. Tu sei medio, dai, no? Senza offendere, no? Viene bella gigante. Ecco, noi su questo caso diciamo che siamo a posto, sì. Tranquilli. Sciroppo, la semplicità, paga sempre. Paga sempre, sì. Noi ringraziamo Ennio Furlan, no? Perché ci dà sempre nuove ricette, nuovi consigli per la cucina, e cose semplici veramente, che sono veramente buone, penso, anzi dopo voglio assaggiare proprio il sciroppo. È la portata di tutti, sì. E ci vediamo la prossima volta, la prossima puntata, sempre in compagnia di Ennio Furlan e la sua cucina. Ritroveremo qualcosa di nuovo. A tutti e arrivederci. Ciao, grazie. Saluti.